Like I also do it, and you don't need Una nuotata in piena regola alle 14 di sabato dal ponte San Giovanni delle Navi sul ramo maestro del Piovego. Secondo episodio in pochi giorni a Padova dopo il tuffo al portello, forse per festeggiare una laurea. Una pratica vietata dal regolamento di polizia urbana, ma anche pericolosa per la salute. Non è proprio opportuno fare un bagno nel Piovego nella situazione attuale. Una volta il Piovego era, diciamo, la spiaggia dei padovani, ma attualmente anche in base a degli studi che sono stati fatti da un gruppo dell'Università di Padova è stato rilevato ad esempio che l'acqua che entra in Padova dal Ponte dei Cavai ha un livello di inquinamento più basso di quella che esce poi fuori alla fine del corso nel centro della città. Pietro Gusso, presidente dell'associazione che da anni si occupa di far conoscere e tutelare i canali interni di Padova, città d'acque, spiega come ancora parecchi scarichi fognari finiscano nel Piovego, nonostante alcune opere eseguite negli anni 90. Scarichi e anche rifiuti. Guardate la situazione della chiusa del sostegno San Massimo che separa il Piovego dall'omonimo canale. Come in altri angoli di Padova, come è ad esempio la chiusa di Volta Barozzo, si fermano lì e rimangono per settimane e mesi prima che ogni tanto qualcuno degli enti preposti intervenga, preso d'assalto, diciamo, dalle proteste dei cittadini per fare una ripulitura, ma non viene fatto in maniera sistematica, viene fatto in maniera occasionale. E se per caso ci fossero dubbi, al laureato del tuffo ricordiamo come in anni recenti nel Piovego finissero anche le bici usate dagli studenti durante il percorso di studi. In una giornata abbiamo raccolto addirittura 28 biciclette, quindi tra biciclette e carrelli della spesa sotto i ponti si trovava di tutto. Adesso per fortuna sembra molto più contenuta, troviamo meno biciclette nell'alveo.